Anche là in fondo vorrei vedere le manine tutte in movimento. Ora un è vittima come un nugheto, patine, forni e rulati. Patata, porticali, orani, osci, isci, uri, usini. Ollolaia nella buon'orba eternità, badesi, sosso, senori. Abbasanta, porre, seguilo, sorgono, che voglio, voglio bene tutti. Serrenti, saluri, samassi, seramana, serbi, monastir, vilacido. Neo, nelle mamoiade, orgosoli, eroni, feri, regali, cartellini. E questo è il mio mondo, e questa è la mia isola, e qui c'ho le mie pecore, il mio fedele asilo. Io resto qui e non mi muovo, in continente non mi ci trovo. Cerco una donna, la gonfio me la sposo, lavoro di giorno e la notte mi riposo. Io resto qui e non mi muovo, in continente non mi ci trovo. Cerco una donna, la gonfio me la sposo, lavoro di giorno e la notte mi riposo. Questa canzone la volevo dedicare a un ragazzo di Caltellì che oggi compie gli anni, Nicolò Pudino. Un grande applauso, grazie. Facciamoglielo. Come andiamo? Quindi come imparano le parolacce, non è vero? Le ripassano. Affangulò a voi, a chi non si fa mai gli affari suoi. Affangulò a quello che parcheggiando ti graffia lo sportello, a chi scrocca sempre al bar, affangulo anche al VAR, a chi non ti paga mai, al canone Rai, pure al call center che ti chiama sempre e gridiamo tutti in coro. Io me la fa culo. Gridiamo tutti in coro. Affangulò all'anziano che col bandino guida piano piano. Affangulò all'impiegata che ti ha spedito la raccomandata, al tuo vicino che rompe sino alle 3 e al tuo capo non ti dà le ferie, a chi al governo sta chissà se sentirà, gridiamo a muso duro. Parte delle persone che sono venute a mancare per gusto gordi del lockdown erano quasi tutti uomini, perché le nostre mogli ci mandavano a fare la spesa, a comprare mia moglie cose difficilissime. Mi mandava a comprare, il popolo del mondiale si è alimentato con le patate e col riso e col latte, mi mandava a comprare curcuma, quinoa, lievito di birra, cose difficilissime, e c'erano gli anziani che starnutivano nel market con dei batteri da chiudere l'otto, terrorizzati di ammalarmi. Però è stata una rivalsa di noi uomini in quel periodo nei confronti delle nostre donne, perché le nostre donne non potevano andare dal parrucchiere, lei non ci poteva andare dal parrucchiere, neanche meno all'estetista. C'era mia moglie che sembrava mia zia, mio figlio il muscolo nella schiena le stava crescendo. E poi siamo nati tutti quanti egoisti, perché siamo egoisti, e non pensavamo per esempio a chi stava peggio di noi, tipo i ladri di appartamento, che non potevano entrare a casa a rubare perché c'eravamo noi. Per esempio i testimoni di Geova lo stesso. Una volta mio figlio mi ha detto: babbo, a cosa credono i testimoni di Geova? Che gli apriamo il cancello, mai gliel'abbiamo aperto. Pensate anche alle nostre povere bagasse,
che non potevano lavorare, o quelli che ci volevano andare, non ci potevano andare, cosa ci scrivevano nel documento, il DPCM, destinazione bagaglio, impossibile! E in quel periodo lì è nata questa battulina che mi sono inventato proprio nel periodo della paura, della chiusura, del lockdown. Coronavirus, poi mamma mia, coronavirus e la pandemia. Sono chiuso in casa con la famiglia, tutti cagati a puzza di triglia. Coronavirus, la gente in giro mi guarda male quando respiro. E se io faccio uno starnuto, coronavirus, panico di brutto. Sono arrivati 2 milanesi che l'hanno preso da 4 cinesi. E se ne trovo uno a fusilata a concallo frantumo. Ci sei tu, osserviamo, ci sei tu, torno a casa, ci sei tu, alle 7, ci sei tu, ogni istante, ci sei tu, se fa caldo, ci sei tu, fuori piove, ci sei tu, tuono forte, ci sei tu. Franca, vai via, fai come baglioni, ora qui, ci sei tu, ora lì, ci sei tu, sono su, ci sei tu, sono giù, ci sei tu, nella gioia, ci sei tu, nel dolore, ci sei tu, sopra il tetto, ci sei tu, sul balcone, sei sempre in mezzo ai coglioni. Sono sveglio, ci sei tu, sto dormendo, ci sei tu, apro il frigo, ci sei tu, sotto il letto, ci sei tu, nella sei sempre in mezzo. È così, vero che è sempre in mezzo anche lui? Sono tra di loro, sei sempre in mezzo. Puoi anche sfumare un attimino, perché poi alla fine, quando ho scritto questo pezzo che poi è andato bene, ha spopolato, è andato di lusso, mia moglie non era contentissima. Mi ha detto, te la potevi risparmiare. Invece no. Io per esempio, signora, ho problemi, addirittura guardo l'oroscopo di mia moglie per vedere che giornata di merda farò domani io. Mia moglie è tutta presa da questi programmi che guarda in televisione. Chi l'ha visto? Amore criminale, 4º grado, io dormo con giubbotto antiproiettili, ragazzi. Sono terrorizzato. L'altro giorno stava diluviando, ieri a Olbia stava diluviando, a Dirotto stava piovendo moltissimo. 40 minuti guardando dalla finestra stavo e poi mi ha fatto entrare. Un casino. Però cosa succede? Può succedere questo, che allora l'uomo è che non mi vedono là in fondo, a me piace, lo sai, il contatto. Sai che mi trasmetti tanta energia? Il contatto diretto con la gente è troppo bello. Cioè, per esempio, immaginati adesso tu decidi, vabbè, lei è sempre in mezzo a. Cosa fai? Tu prendi e te ne esci e te ne vai di nascosto suo in un locale notturno. Te ne vai a. È come a Bagasso se ne va. Alzi la mano che non è mai andato a Bagasso. Vedi, nessuno l'ha alzata. Andate lì, grandi consumatori. Poi ci andrete. Allora, sto dicendo. Quindi uno, tu decidi di fare una scappatella di nascosto. Entri in questo locale notturno e cosa succede? Vedi questa donna, apparentemente, no? E te ne innamori come un fulmine a pianterreno. A Cesareno. Te ne innamori, però scoprirai poi che non è una donna. Ecco, ora salgo sul palco così mi vedono gli altri. Questa è una canzone di Alvaro Soler, si intitola Oh mamma mia! Guardo Sofia, in mezzo alle sue gambe si gonfia le mutande. Guardo Sofia, non è una donna, un trans, non è una donna, un trans. Non ci sto, no, io non ci sto, se no voglio io. Guardo Sofia, che delusione è. Non adesso, dopo, perché il mondo sta cambiando. Adesso per esempio, anche a livello gastronomico, io volevo ringraziare il comitato, facciamo un grande applauso. E anche alla pecora che mi hanno detto, l'abbiamo trattata bene, a pezzi. Però buonissima, favolosa, tutto qua. E perché ormai la Sardegna sta cambiando, no? Noi
mangiamo, continuiamo a mangiare e a consumare i nostri prodotti. Questa chitarra è stata costruita per esempio a Pozzo Maggiore, loro hanno Courmayeur, noi Pozzo Maggiore, e le chitarre suonano in Sardegna costruite. Però a livello gastronomico sta un po' cambiando il mondo, perché ci sono questi ristoranti che ormai sono diventati tipici adesso, ce ne sono a Olbia. Il ristorante cinese Il Gattonello vi propone il meglio della cucina cinese. Specialità a base di riso, pasta, pesce fresco a prezzi bassissimi e carne genuina. Vieni a trovarci al Gattonello, non te ne pentirai. Sta cambiando il mondo, amico. Siamo completamente invasi. Arrivano gommoni ogni giorno. Olbia è diventata multietnica. Ci sono 2 marocchini ed un pakistano, 2 piccoli cinesi, un sudamericano, un rom, un turco, un musulmano. Non manca più nessuno, solo non si vede più un italiano. A Pitulungu, pakistano, non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare. Le stelle sono tante, milioni di milioni, è pieno di negroni, un casino c'è. Perché così, ma anche quando piove. Ieri, grazie a Dio, è piovuto, lo so, purtroppo è saltata la serata, sarà rinviata. Però quando piove, benedetta da Dio la pioggia. Però quando piove, l'acqua di chi è? La nostra? No, di Abbanoa. Alzi la mano a chi sta lievemente sulle balle, Abbanoa. A tutti. Che arrivano delle bollette astronomiche. L'altro giorno avevo ospiti a cena, ho stappato una bottiglia da Banoa del 2004, signore. Un figurone ho fatto, un figurone, costa moltissimo. Quando arriva il postino col fucile, ho paura della bolletta di Abbanoa. Quando passa il postino io c'ho un po' di paura, c'è sempre una bolletta, luce, gas e spazzatura. La bolletta dell'acqua deve ancora arrivare, molto più salata dell'acqua di mare. Abbanoa Cazzarola costa più della Coca-Cola. Abbanoa non è frizzante ma costa più dello spumante. Abbanoa Bainora Mara Mara Italies Diaolughi da criada. Ma di chi è la colpa di tutto questo? Del governo italiano che permette tutto ciò. Quindi io prego Italia, s'è rotta la russa, Salvini, Diletta, Leotta, dove la Meloni senza Berlusconi e Giuseppe Conte, chissà lui là che parte sta, dirindin, dirindan, dirindin e dirindan. Sui libri di storia gli eroi erano tanti, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, ed oggi c'è Renzi che balla la rumba, invece Brunetta che fa bunga bunga. E voi clandestini sempre lì a remare, noi qui ci chiediamo chi ve lo fa far. In questo paese così mal ridotto, l'unica salvezza è il Superenalotto. Meglio brutti, c'è la morte con tutti, in giro col furgone, fa la rivoluzione e non è mai tranquillo, con sto cazzo e Beppe Grillo. Matteo, con lo sguardo da Matteo, sulla faccia qualche neo. Matteo, Matteo. Comunque, carissimi amici di Chialti lì, io continuo a vivere nei vostri cuori. Grazie, sono sempre qua, ho lasciato tracce della mia esistenza. Non guardatemi così, perché io ho fatto anche i lavori socialmente utili. Io ho spacciato Viagra all'ospizio. Dovete vedere i vecchietti belli in tira. Pensate che ho anche inventato il Viagra in collirio. Erezione zero ma sguardo da duro. C'è poco da ridere. Facevo anche le battute, cari amici Power Rangers. Facevo anche le battute, per esempio, ai colleghi. Che ne so, facevo le battute a Matteo Salvini, ricordo, no? Sapete come fa Matteo Salvini a fare l'amore con la moglie? La Lega. Solo così ce la può fare. E io ho inventato una sinfonia a Silvio
che dura ancora e resisterà all'infinito fin quando continuerete o continueremo a mandare avanti appunto gli amici della politica. L'anno tranne al mio compleanno e me lo tenevo caro, era il mio regalo. Se io starnutivo forte mi diceva mala sorte, se facevo una puzzetta diceva ledesa matta. Meno male cazzarola, di mamma ce n'è una sola, ringrazio Cristo risorto se non sono morto. Poi mi ricordo mi hanno portato al mare, il pisello sullo scoglio non ce lo metto più, farlo sarebbe un grosso sbaglio, il pisello sullo scoglio se vuoi lo metti giù. Luglio il culetto sul trifoglio non ce lo metto più, ai 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 ai. Luglio nascosto c'era un cardo, non ce lo metto più, ai 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 ai. C'era lui tra le palle, c'era lui, faceva male, queste sono cose da mangiare. Inventato il succo alla pera e che ha inventato la birra e il vino, quanto lo stimo, quanto lo stimo. E poi c'è sempre il maresciallo che mi aspetta, sempre c'è lui. Maresciallo dietro la collina con l'auto velox già dalla mattina e il chilometro non si sa mai, ma se mi fermi per te sono guai, perché se soffio dentro la pompetta ti faccio esplodere la camionetta. Con mio compare ci siamo ubriacati, non siamo ancora tornati. Poi nel mio paese c'è solo una donna, una, infatti fanno la festa della donna, non ce n'è altra, lei c'è. E ogni tanto bisogna accontentarsi e lei è. L'altro giorno è passata in piazza, c'aveva questa minigonna con le calze a rete, mi sono avvicinato con le calze a rete, gli ho detto ma li fai fare 2 tiri in porta? Ci siamo appartati, perché me l'ha imparata mio babbo l'educazione a me, ci siamo appartati, c'era il chiaro di luna, c'era il cielo sterrato, mi ha detto dimmi una parola magica, io ti trombo poi sparisco. Me la guardavo, pensavo a Custa, o la brinca a cosa, la corda a brinco, una cosa così. Stavo pensando. E poi bisogna anche farsi il tatuaggio, perché mi hanno detto che il tatuaggio funziona, a tutti che non se l'hanno ancora fatto, fatevelo. Se fate il tatuaggio potete conquistare la donna. Io mi sono tatuato qui, qua, quei personaggi di Walt Disney, qui, qua. Io ho fatto qui, qua, qui e qua. Figurone! Qua, fai così, faccia così lì, se lo vede, tatuaggio da paura, tatuaggi, bisogna fare tatuaggi. Quando eravate piccolini voi, a parte il fatto che siete piccoli, no, i genitori vi dicono un sacco di bugie. Eia, per esempio le ninne e nanne sono tutte balle, perché tu ammetti di avere, ammetti di avere un bambino di 6 mesi, no? Ninna nanna, Nina ho questo bimbo a chilo. Ma che cazzo vuol dire? 6 mesi. Lo daremo alla Befana che lo tiene una settimana. Glielo darebbe suo figlio di 6 mesi a una zia Elsa, 7 giorni, mai! Lo daremo all'uomo nero che lo tiene un anno intero, sì! Lo daremo al buon Gesù, mortuga. No, va bene. O tipo Battimanine che viene papà, porta biscotti e poi se ne va. E te cazzo è babbo questo? Magari te ne porta un camion di nieddu e non ci torna più per mesi. Non vanno bene queste cose, non vanno assolutamente bene. E un'altra cosa che non va bene, secondo me, sono anche l'alimentazione nostra, soprattutto dei nostri figli, che siamo convinti che si possano nutrire. Prendo già lo yogurt, ma Active è diverso. In più ha l'esclusivo Bifidus Actiregularis, che supera meglio la barriera acida dello stomaco ed aiuta la naturale regolarità. Activia! Ogni giorno la tua naturale regolarità. Prova i nuovi Activia frutta. Da oggi sono ancora più buoni. Roba genuina dobbiamo mangiare, roba sarda, roba che fa nonna, che fa mamma. Ci sono anche cose che non mi piacciono, vabbè, ma vanno mangiate lo stesso. Per esempio la trippa non mi piace, sembra lo straccio per lavare in terra. Se lo metti davanti al portone ci scrivi salve, trippa, ragazzi, non sa nessuno.
gusta la saltizza, me gustas tu, me gusta el carasau, io tiro intero e faccio dire, me gustas tu, me gusta el canonau, me gustas tu, la tripa non me gusta, te la mangi tu, me gusta el gamberetto, me gustas tu, me gusta anche il filetto, me gustas tu, me gusta la ragosta, ma quanto costa, la carpa non me gusta, dirata a casa costa, me gusta la Belen, la cioccolata, diletta, diletta Leotta, me gusta la Belen, la cioccolata, anche la Manuela Curi, la marmellata, me gusta la Ferilli, la carne di bue, invece Rosy Bindi di la gonna tua, quello che voglio, non mi piace, lo so, è così, perché io amo la Sardegna, l'amo e si vede, nel senso che sono tanti anni che... Sveglia, 4 del mattino, cela, capra, vite, lino, stringo, forte, lamma, mella, mungo, vacca, pecco, retta, dopa, barda, ziacco, cetta, cipa, ciamo, labi, retta, kib, sal, murra, bella, e mi faccio passorella, son Mario Salvador, grande allevatore, non mi importa di avere l'iPhone, mi basta solo la mucca lanzone. E la gente che crepa di invidia, presa dalla curiosità, a me non importa una minima, mi fanno solo pubblicità, dopo torno giù in campagna e mi zappo un po' la vigna, se non passa barra, cello, sparo un colpo sul cappello, poi c'è grandi divertimento, ciole, donne a pagamento, sono Mario Salvador, grande allevatore. Non mi importa di avere l'iPhone, mi basta solo la mucca lanzone e la gente che crepa di invidia, presa dalla curiosità. A me non importa, io direi di far salire il comitato sul palco adesso. Prego ragazzi, facciamo un applauso al comitato grande della festa. Un attimo che vediamo un citofono. Fai la foto, facciamo una bella foto. Intanto faremo una bella foto al pubblico che poi posteremo domani, stanotte. Proviamo a fare, tutti quanti, forte, dai che facciamo il video. Tutti quanti però. Più forte! Vai! Ok, va benissimo. Dai, forza. Avete il microfono? Vorremmo chiamare sul palco Paolo Rodriguez. No, che cazzo! Guarda che... Paolo Rodriguez, perché non era meglio Belen? No, sono quelli maissimi. Va bene. No, Belen, Adesso vogliamo cantare tanti auguri a te a Paolo? Sì.